Assessore, bilancio approvato, questo è il risultato portato a casa stavolta. Io sono molto soddisfatto dell'approvazione in tempi più brevi di quelli preventivati. È stato fatto un buon lavoro con tutti i consiglieri verificando le proposte e vagliando la loro fattibilità, tant'è vero che siamo riusciti a arrivare alla votazione in tempi brevi. Sono stati ritirati gran parte degli emendamenti presentati, alcuni l'amministrazione ha fatti propri, raccogliendo le istanze da parte dei consiglieri. Siamo arrivati in ritardo, ma come ho già detto non è dipeso dall'amministrazione, che ha presentato questo bilancio già il 30 luglio di quest'anno, quindi in tempo per essere approvato nei termini di legge. In ogni caso è un passaggio importante perché ci sono delle spese importanti che devono essere affrontate in questo periodo natalizio, c'è delle attività sia culturali che commerciali e l'approvazione del bilancio ci consente di affrontare queste attività. Senta Assessore, una notazione sull'assenza di molti consiglieri dai banchi della maggioranza, e quindi ancora una volta l'opposizione ha rivendicato il fatto di rimanere in aula per l'approvazione del bilancio. L'assenza devo dire è ripartita in maniera equanime, la percentuale di assenza penso che sia comune sia a maggioranza che opposizione. Io ringrazio tutti i consiglieri a prescindere dall'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione e devo anche dire che una parte degli elementi fatti proprio dall'amministrazione provengono dall'opposizione, quindi la presenza dei consiglieri di opposizione era anche connessa al percorso concordato in sede di costruzione di approvazione degli emendamenti.